Ma io dico, innanzitutto qualcuno mi ha chiesto se sono a favore della caccia, è ovvio, sono un presidente di un'associazione venatoria, quindi è chiaro che sono a favore della caccia. I dati che ci avete fatto vedere secondo me sono falsati da una cattiva informazione che è fatta sulla caccia. Il cacciatore è criminalizzato, c'è troppo permissivismo, ci sono troppe libertà, ecco, questa è tutta cattiva informazione. Secondo me se fosse fatta un'informazione più giusta e più corretta, sono certo che l'opinione pubblica cambierebbe nei confronti della caccia. Il cacciatore è una persona seria, il cacciatore è una persona che si prepara, che è continuamente aggiornata dalle nostre associazioni venatorie. Purtroppo in mezzo ai cacciatori, ma come in mezzo a qualsiasi categoria di persone, c'è anche qualche disonesto, qualche bracconiere che va perseguitato, ma la maggior parte dei cacciatori, il 95% dei cacciatori è gente a posto, gente sana, quindi quei dati lì secondo me sono falsi e falsati da una cattiva informazione sulla caccia. Sì, è che sai qual è il problema? Che se tu usi male un fucile non è come tu faccia la pipì fuori dal vaso, insomma, cioè la pericolosità potenziale di uno che ti spara addosso è... Allora, no, quanti incidenti ci sono in un anno è abbastanza rilevante. Quante persone che fanno jogging la domenica mattina con Diego sono stati fucilati a alzo zero. Insomma, secondo me stiamo anche un po'... Io condivido quello che diceva, gambizzati in giro, non ho sentito. Però incidenti evitabili ogni volta ci sono. Voglio dirti che io, tra l'altro, sono un laico, perché mio papà era un tiratore, per cui tradizionalmente contrari ai cacciatori, perché al tiro a segno c'è sempre stata... Sì, non hanno mai amato molto i cacciatori perché... moltissimi cacciatori sono tiratori durante il periodo di caccia. Allora, io ho questa memoria e ti dico che francamente è vero che lo sport più sicuro in assoluto è il tiro a segno, ma è quello astrattamente più pericoloso, sì o no? Sì. Perché insomma impugnare un'arma è una cosa pericolosa. Allora, alcuni spettacoli che si vedono sono francamente indecorosi, insomma, cioè il fatto che arrivino dei pallini di piombo sulla finestra di una casa non è maleducazione, è un atto che pone a rischio la sicurezza di una persona. Allora, non è solo la scelta morale pro o contro la caccia, cioè, secondo me è abbastanza indicativo che anche nel Veneto, che pure è più favorevole degli altri, si ritenga e si percepisca che il 70% ritiene inadeguate le norme a tutela, diciamo, della gente, mi pare un dato reale. Lui è arrabbiato perché dice che io sono troppo buono con te, ma... No, il problema è un altro, il problema è che nella regione Veneto ci sono delle problematiche relative alla gestione della caccia, a mio avviso, perché c'è un conflitto di interessi nel momento in cui un assessore alla caccia è anche cacciatore. È come dire a un carcerato di farti la cella, il carcerato si fa la cella come il buco. Guardi che il conflitto di interesse è una cosa grave e ha a che fare con denaro. Quindi lei non si permette di dire una cosa del genere su di me, la prego. È che l'assessore alla caccia sia anche assessore all'istruzione. È grave? Come si concilia una cosa del genere? Questo è un articolo dove la Donazzani in una festa pubblica imbraccia un fucile. Come può essere conciliabile una cosa del genere con un assessore che dovrebbe insegnare ai ragazzi e alle persone l'educazione nelle scuole? Le faccio una domanda, mi dica cosa faccio di male lì. Io quando vado a parlare con i ragazzi dico anche che bisogna rispettare le tradizioni. Di usare le armi ai ragazzi? Guardi che è un'arma non ha mai fatto nessuno. Io vengo da una famiglia di militari e ne vado fiera. Sì, certo, perché almeno imparano qualche cosa con i propri genitori, con i propri nonni, è una critica politica, perché questa è una tradizione importante. Vuole far cacciare i ragazzini di 16 anni. È un conflitto di interessi gravissimo. Naturalmente non dipende. Si va a caccia in tutta Europa, Zanoni. In Francia si va a caccia da 15 anni. In Inghilterra si va a caccia da 14 anni. Se non sei informato, Zanoni, sta dicendo delle cose diverse dalla verità. Il ragionamento è un po' come quello che io troverei sensato di dare un foglio rosa a 16 anni e la patente a 18, quindi costringendo uno a guidare accompagnato per 2 anni. Oggi si fa il foglio rosa a 18 anni e a 18 anni vai 2 mesi, si fa la patente e si va via da soli. Quindi se caccia deve essere, non è forse così folle pensare
che è obbligatorio per un periodo cacciare accompagnati. Però se caccia deve essere... Ma dalla maggiore età però, dai, dalla maggiore età. A 16 anni un ragazzino non è ancora consapevole. È un'arma, il foglio rosa glielo darebbe a 16 anni per costringerlo a imparare per 2 anni? Gli darebbe il foglio rosa? A 18 anni sì. No, guardi che vanno in giro con lo scooter a 18 anni. Ma per la guida, dice lei. Guidare da 16 anni per 2 anni. Una moto che va ai 140 all'ora a 16 anni. E voglio ricordare che prima dell'avvento della 157 in Italia si è sempre andato a 16 anni. C'è un'altra questione. Voglio ricordare questo, voglio ricordare che in tutta Europa nelle strade, si va a 16 anni. Sì, però nelle strade, perché è sempre meglio insegnare ai ragazzi ad andare a caccia piuttosto che insegnare ad andare a drogarsi oppure a fare quelle cosette che fanno molti di coloro che frequentano il mondo animale. Non usiamo questi termini negli sms, non usiamo questi termini negli sms, per cortesia lo leggete. Bottacin. Ma io vorrei riportare la riflessione su quello che sta succedendo oggi da noi. C'è una legge che stabilisce quali specie e dove si può cacciare. Il Veneto sta tentando ogni anno di introdurre le cosiddette specie in deroga, cioè delle specie che sarebbe proibito cacciare, ma che per valutazioni che io ho letto ogni volta non hanno nulla a che fare con l'equilibrio ambientale ed ecologico, come direbbe la legge, come direbbero le direttive europee, ma soprattutto, visto che sono state decantate, come dire, le regole molto severe, eccetera, c'è una cosa che vorrei far sapere a tutti e che è veramente, secondo me, insopportabile come metodo, come principio. Dovete sapere che per le specie in deroga viene fissato non solo la deroga alla specie, ma anche un numero massimo di specie che devono essere abbattute. Cioè si dice, di capi che devono essere abbattuti. Per cui si dice quest'anno si può sparare al merlo e però non più di 100.000, 200.000, 50.000. Per poterle misurare, queste prede cacciate, abbattute in deroga, ovviamente bisogna che venga segnato nel libretto. Cosa si sono inventati per vanificare completamente? Scusa perché c'è un concorrente di Ruvo che ci scrive. Ruvo, guardi questo sms, lo riesce a leggere? Lo legga lei perché forse più. Ma il PDL significa Partito della Lepre, Marco Bassano. Partito del lupo. Nobile animale. Allora, per sembrare do sull'ucità, chiedo scusa, allora vediamo che cosa si è combinato nel frattempo. Partiamo con Diego che non vuole la cazza giustamente vicino a casa sua, giustamente lo dico io, non è una poi. Allora, ora si esagera con la caccia, una bomba che gli arriva sopra il tetto, chi non sarebbe contrario in questo caso. Mentre abbiamo Mariano, il nostro nuovo ospite, eccolo qua, la caccia ha molti aspetti positivi, specie lo stretto rapporto che noi con problemi di calvizie abbiamo con il nostro cane da riporto. E voilà.